Un interessante seminario si è svolto presso la Torre Carlo V di Porto Empedocle sul tema il rilancio del porto quale volano di sviluppo dell'economia di tutto il territorio comprensoriale, organizzato nell'ambito delle iniziative di comunicazione di FLAG, Sole e l'Azzurro tra Selinunte e Vicata, in collaborazione con la Prologo Empedoclina. Diversi e qualificati gli interventi che si sono registrati, tra quello del Vice Ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, del Sindaco della città Ida Carmina, del Presidente dell'Autorità Portuale Pasqualino Monti, dell'Ammiraglio Vittorio Alessandro. Dopo Realmonte, oggi è la volta di Porto Empedocle, si parla di sviluppo del porto come volano di un'economia. Sì, infatti abbiamo pensato che fosse questo un argomento assolutamente importante da approfondire. Infatti ci sarà un parterre di personalità coinvolte che proprio svilupperanno questo argomento in maniera approfondita. Nell'ambito delle iniziative del FLAG, chiaramente? Sì, nell'ambito delle iniziative del FLAG. Questo è il 7° appuntamento, stiamo completando il percorso che abbiamo sviluppato in 10 comuni con 10 seminari tematici su vari argomenti caratterizzanti i territori di riferimento. Il prossimo dovrebbe essere il giorno 7 a Campobello di Mazara. Parliamo di sviluppo di volano del porto qui a Porto Empedocle. Lei è stato anche fautore di questa misura del PNR in favore del porto, ma ci sarà effettivamente uno sviluppo di un porto che negli anni è andato sempre giù come valori mercantili? Gli investimenti dell'autorità portuale per il tramite del Ministero e del Governo nazionale, che ammontano a 70 milioni di euro, stanno andando avanti, si sono liberate già delle banchine dalle vecchie costruzioni obsolete che non servivano più, e ovviamente anche sul PNRR ci sono delle indicazioni molto forti, perché c'è una implementazione della linea ferroviaria che proprio da Porto Empedocle, quindi immediatamente nelle adiacenze del porto di Porto Empedocle, si sviluppa verso Agrigento. Si creeranno delle nuove fermate e qui si sta costruendo il nuovo terminal per gli attracchi turistici. Pasqualino Monti, il Presidente dell'autorità portuale, fra l'altro ha più volte annunciato già degli accordi con delle società per fare attività turistica proprio qui, perché questo è un porto molto importante per noi, strategico di ingresso per quelle che sono dei flussi turistici che noi assolutamente vogliamo far sviluppare maggiormente, sia per le bellezze di Porto Empedocle sia anche per quelle che poi sono tutte le caratteristiche dell'Agrigentino, la Valle dei Templi in primis, che sono chiaramente un grande punto di attrazione, delle nostre bellezze isolane. Il punto della situazione sul porto di Porto Empedocle, con persone di questo grandissimo livello e anche la rappresentanza massima, si può dire, dello Stato, che dopo il Ministro delle Infrastrutture c'è direttamente Giancarlo Cancelleri, dà il senso dell'importanza che noi attribuiamo alla questione del porto. È organizzato anche in collaborazione con la Proloco, a cui va il mio ringraziamento, però effettivamente sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione. Fra l'altro abbiamo un parterre, anche ci sono deputati, senatori, perché davvero Porto Empedocle è la città portuale più importante al momento del canale di Sicilia, nella zona occidentale e a sud. È la vera porta del continente europeo, perché poi da Lampedusa l'approdo diretto nelle nostre zone, quindi tutto questo merita una riflessione, una risposta che già c'è stata. Sì, certo, siamo qui per ragionare su ciò che è stato fatto, sulla progettualità, su quello che a breve metteremo in cantiere, per raccontare i risultati conseguiti sino ad oggi e quelli che ci attendiamo di conseguire nel più breve tempo possibile. Ci saranno risultati fattivi a breve? Sì, assolutamente sì. Penso che ormai sia sotto gli occhi di tutti il lavoro che è stato fatto. Abbiamo demolito molte strutture fatiscenti, abbiamo investito milioni di euro, stiamo costruendo la stazione marittima, abbiamo variato il piano regolatore presentando al Consiglio Superiore, d'accordo con il Comune, tutta la variazione del molo a T, quindi la possibilità di avere finalmente un'infrastruttura a servizio dei passeggeri, che siano essi croceristi o di cabotaggio nazionale. Abbiamo chiuso l'aspetto della logistica per quanto concerne il piano Cassiopea con Eni, quindi abbiamo messo
messo a disposizione delle imprese che operano a Porto Empedocle, quindi non solo crociere, gli spazi necessari per poter manovrare sulla logistica di quella che sarà l'opera più grande che Eni andrà a fare nei mari di fronte a Gela, di fronte a Porto Empedocle. Quindi siamo contenti perché è arrivato il momento finalmente dei risultati che a noi piacciono di più rispetto alle chiacchiere. Sono stato gentilmente coinvolto e sono contento perché insomma, mi sento a casa mia a parlare di questioni come dire, che riguardano me e tutte le persone che sono cresciute in questo luogo, che è stato ed è un luogo portuale dove la cultura del mare è stata, è e dovrà essere il perno delle attività economiche e della riuscita di un nuovo capitolo di storia del paese. Sinceramente non se ne vedono ancora le tracce, vediamo questa sera di poter conoscere elementi che ci rassicurino e che la cittadinanza deve però comunque accompagnare da protagonista.